Serie B-Win. Appassionati. Giornata numero 41, campionato B-Win, stadio Euganeo di Padova, dove i punti contano solo e soprattutto per lo Spezia di Gigi Cagni. Basta un punto per chiudere in festa, salvarsi, mettere fine a una stagione lunga e difficile per le aquile bianconere. Un punto da conquistare contro un Padova già salvo la settimana scorsa dopo aver fermato sull'1-1 la capolista Sassuolo. Un Padova che vuole però chiudere tra gli applausi del suo pubblico questa stagione. Il fischio di Manganiello comincia, Padova-Spezia. Piccini, attenzione, poi San Marco, area di rigore, Okaka, carica il destro, fuori. San Marco per Okaka, area di rigore, destro, ecco il replay. Va Piccini, attenzione, duello con Jenic, area di rigore, pallone al mezzo, attenzione, la grande occasione per San Marco e poi la palla in rete, ma c'è il fischio di Manganiello. Lo schema, attenzione, pallone buono, Cutolo, prova lui, col sinistro. Schema, Iori per Cutolo, qui doveva tirare subito, forse ha rimbalzato male. Rispoli. Zeduardo, lo scambio, attenzione di potenza, Rispoli al di rigore, il pallone l'ha trattenuto e poi De Feudis non riesce nel tap-in vincente. Rispoli, ancora De Feudis, lo scambio tra i due, va via ancora una volta Mario Rui, Rispoli nel mezzo, attenzione Zeduardo, la rete di Zeduardo, di testa la mette dentro, 44esimo, Zeduardo, quarta rete di stagione per lui, tutto perfetto sulla fascia destra con Rispoli. C'è il fischio, comincia la ripresa tra Padova e Spezia. Sarà questa volta Musacci a provare, prova lui direttamente in porta, alto, non scende il pallone, settimo minuto, punizione di Musacci, scende solo dopo. Dentro Davide Di Gennaro, fuori Pasini, qui il numero di Di Gennaro, attenzione, area di rigore, Di Gennaro prova ad andare via lui e qui c'è il calcio di rigore per il fallo di Cionek su Di Gennaro. Attenzione, parte Di Gennaro, parte lui, la palla in rete, Padova 1, Spezia 1, ha pareggiato sul calcio di rigore Davide Di Gennaro, nono gol in questo campionato per lui. Mondi, Iori, attenzione ancora, Cutolo di rigore, salta molto bene Porcari, doppio dribbling, attenzione Cutolo, c'è Guarna. Lo Spezia con Di Gennaro ora, lascia andare Iori, stanco, più energie sicuramente Di Gennaro, ancora Okaka, prova subito Di Gennaro, la parata plastica di Silvestri, calcio d'angolo ancora una volta Raimondi, pallone nel mezzo, ancora Rispoli di testa, fuori. C'è il triplice fischio di Manganiello, finisce così qui a Padova all'Euganeo 1-1. A Zeduardo ha risposto Di Gennaro, alla salvezza del Padova è arrivata quello dello Spezia.